metano arriva liquido in Italia con le navi, ma servono grandi impianti per trasformarlo in gas. Forti polemiche per quello progettato a Trieste. E buongiorno dal TG scientifico Leonardo. L'Italia ha fame di metano, il governo considera strategici i rigassificatori che ricevono dalle navi gasiere il metano liquido a 160 gradi sotto zero, lo riscaldano e riportandolo allo stato gassoso e lo immettono nella rete di distribuzione. Quello progettato a Trieste è al centro di forti polemiche dopo che il ministro dell'Ambiente Corrado Clini ha riaperto le procedure per valutarne l'impatto ambientale. Sorgerebbe troppo vicino ad altri impianti industriali e al terminal dell'oleodotto transalpino. Però se i rigassificatori sono sempre ingombranti e potenzialmente pericolosi, almeno dal punto di vista del processo industriale e dell'impatto sull'ambiente, non sono tutti uguali. La differenza sta nel circuito. Se è chiuso, come nel primo terminale di rigassificazione italiano, nato 40 anni fa nel Golfo di La Spezia, il calore necessario a riportare il metano liquido allo stato gassoso è prodotto consumando una piccola quota, fino al 3% di metano dello stesso impianto. Se invece è aperto, come i due discussi progetti triestini, l'uno in acque internazionali dell'Aeon, l'altro sulla costa di Zaule della Gas Natural, e come quello inaugurato 2 anni fa a largo di Rovigo, il calore è sottratto al mare e l'inquinamento termico sarà tanto più pesante quanto minore il volume di acqua, dunque quanto più l'impianto è vicino alla costa e basso il fondale. L'acqua inoltre è piena di organismi che possono incrostare le condotte, va trattata con ipoclorito sodico. Un mezzo molto economico attualmente, che però comporta un'altra serie di impatti notevoli sia sull'acqua di mare stessa che viene sterilizzata, sia sull'atmosfera, in quanto si rilasciano grandi quantità di cloro gassoso. Ma il problema più grave, per quanto remoto, è il rischio di esplosione. Un impianto standard da 8 miliardi di tonnellate annue di gas liquido, pari a 1/10 del consumo italiano di metano, avrebbe per alcuni esperti l'effetto di un'eruzione vulcanica nel raggio di 1 chilometro. La vicinanza con aree abitate e industriali potrebbe quindi innescare un catastrofico effetto domino. L'IMO, la normativa ONU sul rischio navale, regola così le attività intorno ai rigassificatori. Quando una gasiera attracca, 500 metri a dritta e 500 a sinistra, non ci deve essere nulla vicino. Quando scarica il gas, più o meno vanno 2 giorni, ebbene in quelle 48 ore nessuna nave nel raggio tra i 2 km e 2 km 750 potrebbe muoversi. E siccome di queste navi per alimentare un rigassificatore di quella portata ne dovrebbe arrivare 2 alla settimana, diciamo che 4 giorni su 7 la navigazione del porto sarebbe bloccata. Ma se queste regole dettate dall'IMO dovessero essere applicate qua a Trieste, il rigassificatore di Zaule e anche quello offshore si potrebbero fare? Si creerebbe un'alternativa drastica tra rigassificatore e attività portuali, o l'uno o le altre. Esistono rigassificatori a basso impatto ambientale e sicuri? Sì. Esistono, sono i rigassificatori che stanno a bordo delle navi, una delle quali sta entrando in funzione adesso fuori dal porto di Livorno. In sostanza la metaniera consegna il gas a questa nave che è ormeggiata, parcheggiata in mezzo al mare, e ha il rigassificatore a bordo. Il gas viene portato a terra attraverso una condotta sottomarina che viene posizionata al di sotto del fondale. La soluzione più moderna è il rigassificatore montato sulla stessa metaniera che quindi trasporta e trasforma. Ci sono 3 navi di questo genere anche in Belgio, perché il porto di Anversa non vuole sentire parlare di rigassificatori, e in Belgio adotteranno queste soluzioni.